alle mie spalle che tanto hanno preso posto e stanno anche accordando gli strumenti. Questa sera ascolteremo la fanfara del comando Prima Regione Aerea di Milano in sinergia con gli strumentisti dell'Orchestra Classica di Alessandria. A dirigere il maestro Antonio Mazzumei. Subito un applauso al maestro. Buonasera maestro. E non a caso è stata scelta questa splendida cornice di Piazza delle Piane qui a Novi, perché si tratta infatti anche del primo concerto della rassegna Suggestioni in Musica, il primo di 6 concerti voluti dall'amministrazione comunale per valorizzare il centro storico di Novi Ligure. Gli altri siti infatti saranno la chiesa di San Nicolò e l'oratorio della Maddalena. I prossimi concerti, mi raccomando che troverete anche sulle brochure che avete trovato sulle sedie, i prossimi concerti saranno il 30 luglio, sempre qui in Piazza delle Piane, il concerto del Teatro Carlo Felice. Si tratta di una coproduzione in collaborazione con il Priamar di Savona, a dirigere il maestro Maurizio Billi, e il 29 agosto, sempre qui in piazza, la Berliner Sinfonica, l'orchestra di fama internazionale, l'orchestra tedesca di fama internazionale, che si esibirà in collaborazione con il Festival Ravello, e a dirigere sarà sempre il maestro Maurizio Billi. Ma questa sera ci sarà anche una cerimonia di premiazione del vincitore del 12° concorso internazionale di composizione Romualdo Marenco, l'edizione del 2014, sezione per banda. Il premio è andato quest'anno in Canada al canadese Olivier Gagnon per la composizione Ballade ornithologique, che sentiremo nel corso.
Bene, allora adesso ci fermiamo un attimo con la musica e salutando le autorità presenti qui in piazza chiamerei il sindaco Rocchino Mogliere e l'assessore alla cultura Cecilia Bergaglio. Sindaco, Novi Ligure è sempre bellissima, però quando si veste a festa è stupenda. Sì, questa è una... Un applauso a Novi Ligure. È da dire. Questa è una cornice meravigliosa e partirei proprio da questo. Per il secondo anno noi abbiamo voluto tenere i concerti del Festival Marenco nel centro storico, in particolar modo in Piazza delle Piane. È una scelta perché penso che serate come queste, di queste serate debbano godere tutti i cittadini, almeno quelli che credono opportuno venire in piazza e ascoltare della bellissima musica, e per questo ringrazio l'orchestra e la fanfara del comando della prima regione aerea di Milano, il maestro Macciomei, e l'orchestra classica di Alessandria, e saluto tutte le autorità militari e civili che sono presenti. E un caro saluto a tutti voi, cari concittadini novesi. E questa appunto è una scelta quella che abbiamo fatto, perché riteniamo opportuno che il Festival Marenco, il festival dedicato a Romualdo Marenco, si debba tenere all'interno della città. Anche questa è una festa popolare per i cittadini e devo dire, e permettetemi di fare una brevissima riflessione. Incontrando i cittadini della nostra città ogni giorno, ogni cittadino dice che ci sono giustamente delle priorità e sappiamo che ci sono tanti problemi nella nostra città come in tante altre. E discutendo, molti cittadini pongono il quesito: ma bisogna fare questo o quest'altro? Fare concerti come questo o altre iniziative di carattere culturale in un momento difficile come questo è giusto, oppure bisogna stabilire e privilegiare altre scelte? Bene, io devo dire questo, ed è giusto che lo si dica perché ne hanno parlato anche i giornali: il Festival Marenco al bilancio comunale non costa, perché è grazie alle sponsorizzazioni che noi riusciamo ogni anno a organizzare il Festival Marenco. Certo, c'è il lavoro del nostro personale, che io ringrazio, perché anche per cercare le sponsorizzazioni, per tenere iniziative come queste, c'è un lavoro alle spalle che dura dei mesi. Proseguirà, come ha detto prima il presentatore, il 30 luglio qui in questa piazza, e poi il 29 agosto, e poi con altri concerti nelle chiese della nostra città. Ecco, buona serata a tutti, grazie a tutti voi, buon divertimento e arrivederci. Benissimo. Assessore, anche lei parlerà. Benissimo, adesso andiamo avanti invece con la consegna di una targa e di una pergamena. Allora, la consegna della targa alla fanfara, quindi il sindaco consegnerà appunto la targa alla fanfara, al maestro, naturalmente maestro Macciomei. Un applauso. Mentre l'assessore Bergaglio consegnerà una pergamena agli strumentisti dell'orchestra classica di Alessandria, al presidente Girardengo. Bene, e adesso ancora un riconoscimento. Allora, chiamiamo il presidente dell'Associazione Arma Aeronautica sezione di Novi Ligure, Alberto Parodi, che consegnerà un riconoscimento all'orchestra. Le foto di rito.
anche un riconoscimento all'Orchestra Classica di Alessandria. Sarà sempre a consegnare al Presidente? Sì, al Maestro Girardi. Ancora un applauso. Bene. Allora intanto magari proseguiamo con l'assessore Bergaglio, 2 parole su questa serata. Mi unisco ai saluti del sindaco. Il mio compito è più che altro quello di introdurre il tema del concorso di composizione internazionale, perché questa sera premieremo uno dei 2 vincitori. Come ormai credo che i novesi sappiano, ogni anno bandiamo questo concorso per composizione, per musiche originali, per orchestra, per banda e per strumenti a fiato, che prevede 2 sezioni, una appunto per banda e una per strumento solista. Questa sera premieremo la composizione vincitrice del 12ª edizione. Il compositore è qui con noi questa sera. Ricordo che il concorso non solo appunto internazionale, perché ogni anno comunque coinvolge numerosissimi compositori da tutto il mondo, ma anche si avvale dell'adesione del Presidente della Repubblica, quindi di un riconoscimento molto importante. Io credo lascio al presentatore l'onore di chiamare con noi il vincitore. Posso farlo? Chiamo allora Olivier Gagnon, che è qui davanti a noi, che è il vincitore. Sì. Ci siamo un po' ristretto, ma ce la faremo. Viene tra l'altro da lontanissimo, arriva dal Canada e ha vinto la sezione di composizione per bande con la composizione dal titolo Ballade ornithologique, che tra l'altro ascolteremo appena conclusa questa fase. Giovanissimo, ha un curriculum d'eccezione alle spalle, ha vinto numerosissimi concorsi e è ormai una carriera internazionale. Io vado a leggervi la motivazione con cui la giuria internazionale ha deciso di consegnare il premio a Olivier Gagnon. La composizione vincitrice è stata giudicata meritevole del premio in quanto presenta un linguaggio omogeneo con una notevole ricchezza e varietà di colori nella strumentazione. La struttura del brano è ben congegnata e molto interessante, denotando altresì la maturità del musicista. Vado a tradurre in sintesi per lui, che è di madrelingua francese. Le prix étaient reconnus pour l'homogénéité du langage, la richesse des nuances et la maturité de la structure. Je vous demande si vous voulez dire quelque chose au public. Traduco per voi. È onorato di essere qui con noi questa sera. Desidero ringraziare tutta l'organizzazione del concorso, del festival, in particolare la biblioteca e il personale, e anche i musicisti della fanfara che hanno fatto un lavoro eccezionale con lui. E adesso spera di parlarvi direttamente con la sua musica. Grazie. Il premio lo consegna al sindaco.
Forte applauso a Olivier Gagnon, vincitore dell'edizione 2014 del concorso Romualdo Marenco, sezione da per banda con Ballade Ornithologie.
dopo I qui
Grazie.